E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora partiamo da una fotografia d'Oltralpe, che è poi una fotografia della contemporaneità che ci riguarda, perché la Francia è un importantissimo Stato europeo che ha un ruolo importantissimo nella storia, nella cultura, nell'identità europee, e perché è uno dei paesi immediatamente confinanti con noi. E la fotografia è una fotografia inquietante a dir poco. La fonte è il prestigioso, Istituto di Ricerche e Sondaggi, IFOP, cioè non, come dire, una sede particolarmente estremista dell'Assemblement National. L'istituto IFOP, in una ricerca appena pubblicata, ha sfornato una serie di dati inquietanti che parlano chiaramente di avanzamento dell'islamizzazione nella società francese. Si rileva infatti anzitutto che il 57% dei giovani musulmani francesi tra i 15 e i 24 anni vuole l'applicazione della Sharia Oltralpe, cioè la maggioranza assoluta dei giovani musulmani francesi, quindi quello che sarà sempre più il corpo politico elettorale espresso da una comunità sempre più numerosa Oltralpe, vuole la sostanzialmente cancellazione della République e della sua storia centenaria e l'istituzione di un califfato Oltralpe dove viga la Sharia. Il 33% nel complesso dei fedeli islamici approva tutte o parte delle posizioni islamiste, cioè per un terzo degli islamici francesi, dice l'istituto IFOP, Islam e islamismo coincidono fondamentalmente. Quindi non sono quattro estremisti da trattare come un problema di criminalità, sono uno scontro di civiltà nel cuore di un importantissimo paese europeo. Il 9% è per il salafismo, cioè per una delle versioni più estremiste, più fondamentaliste, più chiaramente in rotta di collisione con qualunque valore minimo della civiltà occidentale dell'Islam. Il 3% dichiara esplicitamente simpatie jihadiste. Il 3% è tantissimo, si parla grosso modo di un potenziale bacino di reclutamento per la jihad di oltre 140.000 persone in Francia, che è un paese che ha già sofferto orrendi attentati islamisti da Charlie Hebdo al Bataclan, il cui anniversario è ricorso recentemente, via dicendo. Di fronte a questa fotografia drammatica, cosa fa il principale partito della sinistra francese, la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon? Beh, bolla la ricerca di questo istituto come bufala islamofoba, cioè sono numeri, sondaggi, pareri chiesti a persone, no? Sono questi stessi musulmani che si sono dichiarati filo islamisti, filo salafiti, a una percentuale addirittura filo jihadista. E per la sinistra francese è una bufala islamofoba. Sì, perché Oltralpe è giunto a compimento il processo di mutamento della vecchia sinistra novecentesca al vecchio polveroso dottrinario socialismo francese nel blocco islamo-gauchista rappresentato alla perfezione da Mélenchon, che non a caso, anche guardando i flussi elettorali, prende i voti sostanzialmente in due aree antropologiche, le ZTL e i centri intellettuali della gauche e le periferie dominate dalle seconde e terze generazioni che hanno le posizioni di cui sopra. L'islamo-gauchismo è un'involuzione della sinistra globale, cioè è quello che purtroppo oggi come oggi esprime il sindaco di New York, che è un islamo-gauchista perché è un socialista radicale islamico e con frequentazioni nel mondo islamico, anch'esse spesso chiaramente in bilico sull'islamismo estremista. Ed è un fenomeno che ci riguarda. È di questi giorni l'evocazione di un partito islamico in Italia. Ha fatto su questo, per esempio, una interessantissima inchiesta Il Tempo in questi giorni, dove ha messo in fila alcuni elementi inquietanti, ha messo in fila le iniziative del signor Mohammad Hannoun
ricordo che gli Stati Uniti riteggono, diciamo, la propaggine di Hamas in Italia, quindi, come dire, non l'esponente dell'Islam moderato, che ha accelerato la sua iniziativa politica, ricordiamo, organizzando incontri con i sindacati di base, con potere al popolo, e in un caso anche con la partecipazione di esponenti del Movimento 5 Stelle di AWS, no? Tutto questo attorno appunto a una piattaforma, diciamo, ultra pro-pal, ultra antisionista, chiaramente islamista. Il Tempo ricorda anche l'iniziativa Muro 27 che sta prendendo piede a Roma, una sigla che sta per Musulmani per Roma 27, Musulmani per Roma. Roma, diciamo, rappresenta qualcosina nella storia della cristianità occidentale, che sarebbe un gruppo che ha, diciamo, intenzione di scalare la sinistra romana, secondo la ricostruzione del Tempo. Ma più in generale la sinistra anti-istituzionale, la sinistra che esprime quello che era una volta il partito riformista di governo della sinistra, cioè il PD, negli ultimi mesi ha coccolato, vezzeggiato, è andato a rimorchio delle piazze antagoniste pro-pal più sbracate, più chiaramente antisioniste, più teppiste nella manifestazione del dissenso, che non è dissenso ma è violenza politica. Cioè ormai Elli, Giuseppi, Fratoianni e Bonelli, questo quartetto comico, sono delle spalle del gruppo pro-pal italiano, cioè in tutto l'Occidente che la sinistra ha preso questa deriva islamo-gauchista. La foto d'Oltralpe, cioè non agli antipodi rispetto al nostro paese, il paese confinante con noi, che ha anche delle affinità culturali con noi, è che ormai la maggioranza degli islamici in Francia vogliono la Sharia, non è più Holbeck, è cronaca quotidiana, sono sondaggi registrati da istituti terzi. Oltralpe speriamo si sveglino, noi abbiamo l'obbligo di svegliarci.